posto della croce. Ammesso che possiamo, per non scoprire il foro, lasciarci almeno il chiodo. Forse ci diranno che invece di quell'uomo che ci ha amato tanto, ci potremo appendere la nostra ottusità. Che cosa ne facciamo di tutti questi simboli che parlano d'amore? Noi che ce ne stiamo da tanti e tanti secoli all'ombra della croce, noi che abbiamo creduto a un uomo, ad un messia che ha salvato il mondo, mostrandoci la via dell'eternità. Sarà come crocifiggerlo con la stessa crudeltà, inchiodarlo e poi deriderlo come 2 millenni fa. Un Calvario, un altro Golgota, che non fermerà il suo amore per chi all'ombra della croce il suo cuore gli aprirà. Lui che ci ha insegnato la forza del perdono anche in agonia, mostrandoci la via dell'eternità. Sarà come crocifiggerlo con la stessa crudeltà, inchiodarlo e poi deriderlo come 2 millenni fa. Un Calvario, un altro Golgota, che non fermerà il suo amore per chi all'ombra della croce il suo cuore gli aprirà. Un Calvario, un altro Golgota, che non fermerà il suo amore per chi all'ombra della croce il suo cuore gli aprirà. Per chi all'ombra della croce il suo cuore gli aprirà. Che cosa ci mettiamo sui muri delle scuole al posto della croce? Ammesso che possiamo, per non scoprire il foro, lasciarci almeno il chiodo.
nostra ottusità. Che cosa ne facciamo di tutti questi simboli che parlano d'amore? Noi che ce ne stiamo da tanti e tanti secoli all'ombra della croce, noi che abbiamo creduto a un uomo, ad un messia che ha salvato il mondo, mostrandoci la via dell'eternità. Sarà come crocifiggerlo con la stessa crudeltà, inchiodarlo e poi deriderlo come 2 millenni fa. Un calvario, un altro Golgota che non fermerà il suo amore per chi all'ombra della croce il suo cuore